Seduti intorno allo stesso tavolo il governatore del Veneto Luca Zaia, accanto a lui Abdallah Kesaragi della comunità marocchina trevigiana e vicepresidente della consulta regionale per l'immigrazione. Insieme a loro i rappresentanti delle principali associazioni e comunità islamiche del Veneto. Un incontro annunciato da tempo e incentrato sui percorsi, sulle proposte giunte da entrambe le parti per l'integrazione e la convivenza tra religioni diverse. Da parte dei rappresentanti della comunità islamica la necessità di regolarizzare le varie associazioni sparse sul territorio con la loro iscrizione ad un registro regionale. Per questo noi siamo qua, per lavorare su questo. Questi centri devono essere in regola. Noi crediamo nell'integrazione, quella possibile, quella che ti può permettere di lavorare, quella che ti obbliga a rispettare le leggi di chi ti ospita, quella che comunque è buona. Tutto il resto, il fai da te, pensare che questo sia un territorio che può accettare altri 150.000 immigrati che arrivano quotidianamente con le barche è utopia, vuol dire essere ipocriti, perché noi non siamo in grado di dar lavoro a gente che viene qui oggi. Ma inevitabilmente la discussione si è concentrata sull'allarme che arriva dal Medio Oriente. Gli imam hanno preso le distanze dall'ISIS, ribadendo che l'Islam è una religione che si fonda su pace e tolleranza e che nulla ha a che fare con le gesta sanguinarie del califfato. È una condizione che ho posto, che è quella di prendere le distanze dal fondamentalismo islamico, se così lo vogliamo chiamare, ovvero dai tagliagola, da coloro che fanno esecuzioni sommarie sulla popolazione. Questo non ha nulla a che vedere con la religione, con nessuna religione. Dire no all'ISIS, dire no a queste persone che uccidono nel nome della religione musulmana. L'Islam è lontano da queste persone. L'Islam siamo noi che viviamo in un paese democratico che rispetta le religioni e le fedi. Siamo contro queste cose qua che non fanno parte del nostro essere, il musulmano, cioè del nostro credo.